Partiamo per la terza puntata di Hospital Show. Anche questa sera siamo carichissimi per garantirvi lo spettacolo. Fantastici i nostri concorrenti che vedrete tra poco sul palco, ma ovviamente avremo sempre una fantastica giuria a partire da Luigi Chirco, Gerardo Di Liberto e loro i fondatori di questo programma, i Calandra e Calandra! Ci siamo, buonasera a tutti! Rosaria Ferrito. Grazie, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa puntata. Devo dire che questa sera per me purtroppo sarà l'ultima puntata. Bravissima. Meno male. La mia ultima puntata, grazie per la... Ciao. No, bravissima perché è l'ultima puntata, bravissima a prescindere. Proprio, a proposito di questo, avevo voglia di provare quell'esperienza lì, cioè volevo passare un po' da quella parte. E oggi te lo facciamo. Ma sei troppo brava come presentatrice. No, volevo passare un po' là in giuria, volevo capire un po' cosa si prova a stare lì. Sei Facciamo una votazione. Ma chi te lo fa fare? Ma c'è il responsabile, lascia stare, sei lì. Tranquilla. Sai, l'ultima puntata per me, poi magari la prossima edizione ritorno, però volevo capire se potevo. E infatti volevo chiedere una cosa, se mi permettete. Sì. Volevo chiedere a Luigi se può fare un cambio. Questo? Giusto a me. Sì. Cioè, nel senso che io passo là ma perché... che te lo fa fare qua? Numeri, scrivere, votare, sai, è impegnativo. Lo so, puoi votare, lascia però... sta. Cioè, volete voi che Luigi facciamo, passa da questa parte? Facciamolo questo caso. Dai, facciamolo Luigi. Dai Luigi, forza. Luigi. Ma lui chi? Luigi Chirco. Facciamo questo change, ci divertiamo questa sera. Ma chi te lo fa fare? È veramente una responsabilità non indifferente. Tu vai là, devi votare, devi mettere un numero, devi andare un numero a delle persone che si esibiscono qua, però vuoi fare questa esperienza. Ma tu vuoi mettere... Fino a che numero si vota? Ma tu vuoi mettere il fatto che non sentiremo più le freddure? No, le sentiremo dal palco. No, assolutamente. No, infatti io da qua posso raccontare anche le barzellette. No, assolutamente. E la mia più corta dura 7 minuti. Auguriamo una buona visione con Hospital Show. E allora, in giuria, Rosaria! Ma la carpetta resta a te. Sei senza carpetta. Ah, sì. Carpettami. Ecco, grazie, non vorrei fare fischiare. Quindi, perfetto. Ok, si comincia dal numero 1, giusto? Sì. Ok, devo fare mente locale, devo prendere, prendermi lo spazio. Faccio un po' come i portieri che quando c'è il rigore prendono lo spazio, la posizione. Ok, perfetto. Questo è il palco. Qua c'è la stellina dove devo rimanere per essere preso bene dalle telecamere e dai cameraman, insomma anche da voi. Se mi fate un applauso così per sciogliere il ghiaccio, Sì. Dopo tutte queste freddure. Signore e signori, andiamo con il primo concorrente. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io mi presento, mi chiamo Gianluca. Gianluca, posso darti una dritta? Certo. Ti conviene stare dove c'è la stellina. È che non sono abituato a stare sulle stelle. Scusatemi. Quindi Gianluca, come ti chiami? Allora, io Gianluca mi chiamo Gianluca. Perfetto. Ok. Io sono un aspirante conduttore e quindi questa sera, insomma, ho portato un qualcosa di mio e quindi ho cercato in lungo e in largo degli artisti famosi e ho il piacere questa sera di presentarvene qualcuno. Ho portato un atleta, un calciatore. Quindi, se voi me lo permettete, io ve lo vado a presentare. Signore e signori, un grande applauso a il calciatore Lupetto. Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Sì, ma... Spaghetti lo si tassa. No, intanto Polù. lei non faccia questo perché siamo davanti a dei giudici e a un bellissimo pubblico. Allora, io mi sono permesso di portarti qui, Sì. quindi raccontaci un po' tu della tua Se carriera. volete vi racconto una serie. Intanto sono un calciatore, se volete ti faccio vedere. Beh, diamo dimostrazione delle tue doti, senz'altro. Senz'altro. Se c'è una base che facciamo, lo facciamo vedere. aiutiamo con I una giudici base. ci vedono? Sì. Tutti insieme. Oh! Beh, sì, in effetti un qualcosa c'è. Attenzione, la giravolta anche. Pronti? La giravolta. Oh! Là. Bravissimo, veramente, L'ho detto. L'ultima, Attenzione, l'ultima. aiutiamolo. Ultima prova. Con le mani. Signori, un grande applauso, signori. Io giro, guardo, i talenti li scopro su... Ancora? Non ti atteggiare, ma non fare il figo qua davanti a noi. Allora, ascolta Lupetto, io mi sono permesso di scrivere qualcosa, no? Sì. Per conoscerci un po' meglio, farti conoscere ai nostri giudici, al pubblico, Sì, anche- e agli amici da casa soprattutto. Sì, se volete vi racconto una storia. Praticamente io ho cambiato squadra da poco. Perfetto. E non conosco ancora i miei compagni benissimo. No, scusami, cioè, tu mi vuoi fare capire, cioè, mi vorresti fare capire che tu non conosci la Rosa? A Rosa? Sì. Che non sai che me la stavo con tuo suoro. No, Me la stavo con tuo suoro Rosa, me la stavo tanti anni fa. cioè tu stavi con... No, non intendo dire... Stavo con ascolta. Rosa. No, forse ci siamo io intendo dire la distinta. Ma quale distinta? Sono solo Rosa era più tascemia. No, ma come? No, ma non ti permettere. No, io lo posso dire perché No, ma... una volta abbiamo litigato, abbiamo avuto un problema con sua sorella e mi ha detto Lupatto. No, mia sorella, credetemi, non parla così, ve lo assicuro. E Rosa come sto mattina. Non ti permettere! Lupatto, vedi che s'apparmatti nel mio intimo. Ciacciuilli. Ma guarda, ma no, scusate, ma non penso minimamente che mia sorella ti abbia fatto queste confidenze, ok? Quindi andiamo avanti. Io però le ho risposto, le ho detto, Sanno, vedi che se permetti, noto intimo, c'è immensa pettinica e tutta alcamo. Ma no, ma non è vero! No, signori, no. Ma cosa batte... No, scusate, ma cosa... Ma perché battono le mani, scusami? Ecco una canuscia solo. Ma no, non penso assolutamente. Allora, spaggiavo. no, allora, ascolta, andiamo avanti. Allora, dato che tu comunque sei un calciatore, no? Sì. Facci vedere qualche esercizio per il riscaldamento, no? Sì. Allora, io ho scritto, facci vedere. Lo skip basso, Insomma, Fero. Skip basso. bravissimo. Lo skip alto, Facile, alto, skip alto. ok. Il frinz, il frost, Che è questo? il chintz, Un mafir. il cost, Un mafir. il ghost. 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 Che è un film. Che stai facendo? Un vaso, ci puoi tattomare. No, basta, allora, il will, Un mafir. il teens, Un mafir. il fic. Insomma, spero. Ehi! No, Se tu mi dici. no, allora, ascolta, tu sei un ignorante, questi sono termini internazionali, va bene? Vabbè. Ok. Sta cosa degli internazionali, stranieri, cosa. Io ho un compagno che è straniero. Mi stacca un nuovo pozzo. Ma perché? No, perché è Ma- straniero. Un francese. Ma il francese, È tutto che si atteggia. Ma perché tutto... si dovrebbe atteggiare il francese? Infatti non lo capisco. Lui entra nello spogliatoio tutto che si annaca, tutto. E l'altro giorno mi fa. Lupetto. No, chi sei tu solo? No, allora, lasciamo le famiglie, ok? Lupetto. Il nostro dialetto, il francese, è bellissimo perché noi francesi mettiamo l'accento ovunque. Ok, ma dove sta questo atteggiamento di presunzione? È la verità. Il francese. Ma sappiamo tutti quanti che il francese è una lingua elegante, c'è sempre questo accento che conclude. Cosa ha detto di I sbagliato? francesi mettono l'accento. È verissimo. Chi i siciliani no? Ma che cosa c'entra? Scusami. No, scusate se No, sanno, cucì, amo, so, compà, fratello. ma no, guarda, non possiamo paragonare assolutamente. No. Curò. Ma curo cosa? A piccetta se cacò. Ma no! Allora no. Poi allora- per farti capire proprio. No, per farti capire. Lo mettiamo no, allora- ovunque perché noi Ascolta, siamo. No, E poi basta. Cioè, io non ho problemi con gli stranieri, quindi figurati. infatti, allora, Solo infatti, con questo che s'atteggiava tutto. vabbè, lasciamo stare. Tra l'altro abbiamo letto anche che nella squadra di Mister Clementoni Sì, ci mio sono mister. dei giocatori veramente fortissimi, Sì, come forti. per esempio il trio di centrocampo composto da Amadori, Rocco e Spinelli. Sì. Ma parlaci del tuo capitano, Amadori. È un pollo. No, allora ascoltami. No, Mi non ti... permetto di dirlo perché siamo cresciuti insieme. Beh, vabbè, ma che vuol dire? Giocavamo insieme nei pulcini. Poi cresci io. Con l'evoluzione. Certo, no, ma no, Un po'. lasciamo stare. E Spinelli?
Spinelli o la tiro o la passa. Ma si sente, è in erbe il ragazzo, si farà. Un domani si farà. Rocco? Ecco, il Rocco è dura. Ehi, aspetta. Ha una punta di sfondamento. Allora, per favore. Sì. Penetra tra le difese avversarie. Basta. Allora, abbiamo letto in alcuni articoli che tu spesso accusi il modulo, no? Sì. Quindi noi ci chiedevamo... No, se vuole, abbiamo il trio d'attacco che è fortissimo. Sì, il trio d'attacco. Abbiamo preso dalla nazionale cantante. Il tridente fortissimo, certo. Morandi, Tozzi e Ruggeri, certo. Secondo me possono dare di più. No, vabbè. Tozzi? Tozzi ha avuto momenti di gloria. Ruggeri? Mister U. Dai, ma e Morandi, parlaci di Morandi. Morandi va sempre a 100 all'ora e Bolarupa. Ma no, ma è successo, no, ma non è cosa così. che Morandi che è Bolarupa. Ma no, dai, già. veramente, non è così. Andiamo avanti. Allora, parlando proprio di moduli, no? Sì. Spesso tu hai accusato il modulo, no? E infatti noi ci chiedevamo con cosa preferisci giocare, con un 3-4-3, un 3-5-2, un 4-4-2. Ma sinceramente se parliamo di numeri preferisco il numero 347-7297-973. Ma che cos'è? Un numerito sul rosa. Allora basta, no, dai, Lupetto. No. Allora. No. L'ultima domanda, Allora, l'ultima, che quantomeno rispondi almeno seriamente, va bene? Sì. L'ultima. Lupetto, Sì. parlaci di una rete che ti ha cambiato la vita. Ultimamente ha detto Ruletto. No, ma dai! E perché? Domani ha chatto sul rosa, così. No, scusate. Allora, se ne vada, per favore, se ne vada. Gli ospiti a sorpresa sul palco. Eccoli qua. Buonasera. Allora, chi è il lupetto dei due? Chi è il più lupetto? Io si vede dal pelo. Ah, ok, infatti sul lupetto c'hai il pelo. E tu, no, nel senso, tu ce l'hai in faccia pure. Ho fatto il cambio stagione, io sono a posto così. E tu sei? Gianluca. Detto Gianluca? Detto Gianluca. perfetto, Gianluca. E Gianluca Bene. in panchina. Tu magari mi aiuti dopo dietro le quinte. Bene, signore e signori, voi non ci crederete, ma adesso ci sarà sul palco il secondo concorrente. E poi è il primo. Ah, che poi il primo? Sì. Niente, sbagliavo pure chi. Anche noi. Perfetto, e allora, signore e signori, ecco voi il primo concorrente. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Buonasera. Ciao bello maschio, da dove vieni? Vengo da Alcamo. Quindi qua, da casa Sì. praticamente. Che fai nella vita? Nella vita sono un imprenditore. E cosa Che- prendi di solito? Prendo prenotazioni. Che lavoro In fai? quanto ho 2 campi di calcetto qui ad Alcamo. Alleni al lupetto? Infatti gli ho lasciato il mio contatto nel caso in cui avesse bisogno. Ok, quindi imprenditore di calcetti. Sì, Ok. E questa sera cosa fai? canterò. Vabbè. Ma bravo. Sei sicuro che... Sì, Ragazzi, c'è tutta questa indecisione. No, siamo tutti... Ci ha spiazzato. E canta allora, dai. Sì. È vero, credete mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore
potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Oh, meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora, amore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Grazie. Meraviglioso Vincenzo, bravo, bravo. Grazie. Ciao. Wow, che look! Ma che saporito, come si dice. Grazie. Un bambolotto. Ciao, come ti chiami? Cascio Norino. Com'è? Nino? Norino Cascio. Ah, ok. Perché Norino Cascio, no Cascio Norino, giusto? No. Ora escono le parentele, Quindi- perché mio cugino... Deciditi, Norino Cascio o Cascio Norino? Norino Cascio. Norino l'ha detto. dai. Così Aspetta. correggo la scaletta, dai. Tu Cosa fai? Quanti anni hai? 15. 15 anni. Addirittura. Io all'età tua ne avevo 16. Infatti, e non portavi il papillon. Assolutamente. Che cosa fai stasera? Canterò un mio inedito Un inedito? intitolato La vita è. Un inedito, Scusa, quindi una scritto cosa dai- interessante, l'hai scritto tu? Sì. Ah, Parla della vita. parla della vita. Sì. Ok, allora siamo curiosi di sentirlo. È no? un cantautorino, Ascoltiamo. allora. Quindi un Norino, un Cantautorino, cantautorino. Sì, ok. fantastico. La rima era là. Va bene, Norino, il palco è tutto tuo. La vita è tanto bella, non va sprecata né buttata al vento. La vita va apprezzata e in ogni suo momento ricordata. Con gioia va vissuta, senza paure e senza ricadute. La vita è per valere, per essere sicuri e per amare. La vita è, la vita è. Stringiamoci le mani e tutti insieme andiamo avanti. La vita è,
la vita è, e tutti quanti insieme a cantare la vita è. Se tu ti senti solo, non devi amareggiarti e isolarti, ti devi coraggiare e sempre a testa alta camminare. Noi siamo tutti uguali, non c'è colore, non c'è religione che possa allontanarci, la differenza deve avvicinarci. La vita è, la vita è, stringiamoci le mani e tutti insieme andiamo avanti. La vita è, la vita è, e tutti quanti insieme a cantare la vita è. Niente finisce quando si vive davvero. Certo che nessuno sarà mai dimenticato, perché le dei grandi continueranno a camminare con le nostre gambe. La vita è, la vita è, stringiamoci le mani e tutti insieme andiamo avanti. La vita è, la vita è, e tutti quanti insieme a cantare la vita è. La vita è, la vita è, stringiamoci le mani e tutti insieme andiamo avanti. Grazie. Bravissimo Norino, bravo, bravo. Avanti con i prossimi concorrenti. Bravo, bravo, perfetto. Bene, bene, bravi ragazzi, io vi lascio qui sul palco, vi do in pasto ai conduttori e vi saluto. In bocca al lupo, ragazzi. Secondo me lei è più brava di lui. Già Così, subito avvisa. hai messo gli occhi già addosso. tu, Avvisa, Ad avvisa. occhio, ad occhio. Gioca. Avevo pensato a un certo numero di battute per questo avvenimento. Posso sedermi? No, Balla con me. tu non balli. Quello faceva parte della mia copertura, la dolcezza. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. DJ Troppo. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Yeah, all alone I watch you rush her. She is the only thing you ever see. How is it you never notice that you were slowly killing me? Se acabó ya la palanca y no puedo comer.
Comunque complimenti complimenti a Luigi, Luigi, è cambiato, che ti è bravo successo? Luigi, veramente. Stasera non ne stai capendo i chiunenti. Così è vestito meglio. Ah, caro. Ma quanti microfoni hai, Luigi? Luigi, mi ero confuso per un Luigi attimo. sono due. Là dietro c'è da impazzire, da ridere proprio. Ok. Che c'è? Che perché vorremmo sapere qualcosa dei concorrenti. Ah, ho capito. Dacci il microfono. Che su? Mute su. Dacci il microfono. Ah, il microfono. Ah, perché sono due. Dacci in siciliano, Dacci. in Dacci italiano. per com'è. Ok. Dagli. Allora dacci. Staschi e dacci. Amone. Buonasera. Prendi il microfono, ballerino. È tutto sudato. Prendi il microfono in mano. Ecco, bravo. Bravo. Maneggialo con cuore. Buonasera ragazzi. Io ce l'ho. E allora, come vi chiamate? Sampieri Maria Domenica. Russo Salvatore. Tu? Russo Salvatore. Russo Salvatore. Non gridare, Salvatore. Parla più piano perché fanno male alle È orecchie. stanco. È come... È stanco. Ragazzi, ma ha fatto un'esibizione e chiussurati. Avrei sudato anch'io. Giuro. Di dove siete ragazzi? Siamo di Carini. Siete carini. Infatti carini insieme. Cioè, Luigi non si può tagliare, ma voi siete carini, siete molto carini. Siete una coppia nella vita o soltanto nella danza? Anche nella vita. E L'anno basta. prossimo. Però si vedeva questo Comunque feeling. era bello se uno era uno di capaci e uno di carini. Erano capaci e carini, è vero? Tipo belli e bravi. Nel senso bravi e belli. Vabbè, ho capito. Vabbè, Rico, Che non ti sento. Si è capito. È da molto che fate danza? No, Danza? coppia, cioè che ballate insieme. Da 2 annetti. Balliamo qui ad Alcamo, alla Sirio, con Alessia e Peppe Paglino. Ballate assieme ad Alessia? E Giuseppe Paglino. E dove sono? No, loro ballano Ci nella sono scuola delle di quinte. ballo. Nella scuola. Scuola di ballo. Cioè vi partite da carini per ballare ad Alcamo? Sì. Bravi, Ogni bravi, questo vi tour. fa onore, vuol dire che sentite veramente sicuramente mettono tanto impegno. la sì. danza e questo richiede anche anche alla scuola. C'è passione, anche c'è tanti passione. sacrifici. Continuiamo con il nostro Hospital Show con il quinto concorrente. Prego. Nome. Nome e cognome? Sì. Giammona Maria Rosa. Bravissima. Cosa farai stasera? Canterai Io domani. Io domani di Mercedes Bella. Cioè, proprio prevedi tutto, Giuseppe. Cioè. Il quinto sesto. Ragazzi, l'ho già vista questa puntata io. Ascolta, Maria Rosa, cosa fai nella vita? Allora, io sono un'impiegata comunale e poi studio in Accademia Canto, lirico e pop. E fra tutte queste cose, per esempio, la pasta coi tenerumi la sai fare? Sì, benissimo. Sì. È il piatto preferito Sono di Gerardo? una bravissima cuoca. Sei sposata? Sì. Mi dispiace. Vabbè, la pasta coi tenerumi ma può fare un sito. Va bene, va bene. Allora io direi di alzare leggermente il microfono alla concorrente. Il volume. Il volume, non Sì, l'asta. no, non l'asta, no, solo il volume, grazie. Sei pronta? Sì. Calaccia pais. O canta. Canta. Io domani glielo dico che non l'amo più, gli confesso che al suo posto ora ci sei tu. Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani, mi faceva scudo con un sentimento che era spento. Cosa importa se con lei dovrò dividerti? Meglio respirarla piano, la felicità, aspettandoti. Io domani avrò cura dei pensieri tuoi, sarò donna oppure solo amica come tu mi vuoi.
vuoi. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace. Io domani glielo dico che non l'amo più. Come neve sciolta ho la sensazione di restare sola. Forse un po' per volta ci diremo appena una parola. No, guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace. Io domani, sembra assurdo, ma ricomincerei. Cosa importa se dal primo istante avevi scelto lei? Io domani, ma che dico se domani è qui? La mia storia, amore, è stata troppo bella per finire così. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace. Grazie mille. Maria Rosa, complimenti, complimenti. Ti posso chiedere come mai hai scelto questa canzone? Puoi rispondere a lei. Allora, io ho scelto questa canzone perché me la sentivo mia e ho deciso di farla perché Beh, si sentiva che era una canzone che in qualche modo ti apparteneva, per questo. Sì. Complimenti. Da dove venite? Da Mazzara del Vallo. Non era difficile, visto? No, ok. Come vi chiamate? The Maximal Move Crew. Ah, come? facile, In siciliano? No, traducilo in siciliano. Siamo un gruppo. Ah, che quindi balliamo. significa così? Significa questo? Siamo un gruppo? Il massimo del movimento. Ah, il massimo del movimento. Ottimo. Ok. Però maestro un parrafi. We know full well there's just time. So is it wrong to dance this line? If your heart was full of love, could you give it up?
love. I need your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. E allora, per voi, il prossimo concorrente. Buonasera. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Michela. Da dove vieni, Michela? Da Santa Margherita di Belice. Oh, ok. Bello. Bel posto, bellissimo. Cosa fai stasera? WhatsApp dei Forno Blondes. Come WhatsApp? No, no, Vieni WhatsApp. qua e vieni a WhatsApp. O Instagram o La niente. canzone, questa è la canzone. Ah, ok, Ah, ok, perché io non ce l'ho WhatsApp, quindi non Ok. posso. Avete altre domande? No, sentiamola. Tanta fears, my love is still. Try to get out there will be love hope for a destination. I realized quickly when I knew I showed that it was us mother, this brotherhood of man. For what that means. And so I cry sometimes when I lie in bed just to get it away once in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside, take a road trip on a green eye, and I scream the top of my lungs, what's going on? And I say, I say, hey, what's going on? And I say, hey, I say, hey, what's going on? And I try, oh my God, to I try all the time in this institution, and I pray, oh my God, to pray every single day,
ocean. And so I cry sometimes when I lie in a bed just to hear away what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside, take a deep breath and a great red eye, and I scream at the top of my lungs, what's going on and on and on, and I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? My love is still try to get up with the love for a destination. Grazie. Michela, bravissima Michela. Michela, non ti Grazie. abbiamo chiesto quanti anni hai. 27. Ecco. Sono mamma di una bambina di 4 anni. E da dove facessi escere? Grazie. Io posso... scusami, mi fai sentire come canti una ninna nanna, però con una voce non così rauca, perché sennò... No, perché fatta alla Nannini sarebbe bellissimo. Secondo me non si addormisce piccerino. Certo. Cantiamo? Aveva in repertorio la canzone dei Metallica per... No, Ninna nanna. La ninna nanna. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo Poverino, il caso do. vuole levare. Io avrei cantato questo al posto tuo. Avrei cantato. Già io dormo. No. Brava, brava Grazie Michela. Michela, Grazie. Buonasera a tutti, sono Naomi Buffa, ho 13 anni, vengo da San Cipirella in provincia di Palermo. Ha detto tutto Ha sola, detto tutto ce per ne poter possiamo parlare andare. noi. Non fare una domanda, eh? Cioè, proprio non ti permettere. Perfetto. Ma vai, appunto, cosa ci fai ascoltare? Ciao Noemi. Skyfall di Adela. Di Ok. Adele. Di Naomi? No, di Adele. Adele. No, dico Naomi o Noemi? Naomi. Naomi, ho Naomi. capito bene, ok. Noemi. Questi Naomi Ragazzi, ne mi stanno sono- confondendo. This is the end. Oh, you prefer count to 10. Feel the earth to move on them, and my eyeballs again. For this is the end of a dangerous moment. So over to your name, set the way I stole. Let the sky fall when I crumble. We stand so together, let the sky fall. When I crumble, we will stand so. I face it all together as sky fall. The sky fall.
Skyfall is where we start. At a smile and fall apart. When we collide in this dark, you may have a number, you can say my name, but never am I. Let the sky fall. When I crumble, we will stand so. Oh, I face it on. Together, let the sky fall. When I crumble, we will stand so. Oh, I face it on. Together, as sky falls. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me inside a security. Are you loving arms, keeping me from arms? Battle air in my air, and we stay. Let the sky fall. When I crumble, we will stand so. Oh, I face it on. Together, let the sky fall. When I crumble, we will stand so. Oh, I face it on. Together, as sky fall. Let the sky fall. We will stand so. The sky fall. Oh, oh, Grazie. Naomi, complimenti, eh? Ma cosa ti danno da mangiare, cioè, per cantare Fai così? sacchite in Roma. Cioè, cioè, mi ha spettinato i capelli, capito? Cioè, avevo senza ciuffo. Maurizio, io a 13 anni avevo i pantaloncini corti, Con le calzette le calzette, e scarpe quelli tanfelate. Calzette il bianche. massimo che si poteva fare era lo zecchino d'oro. Io vedo qua Catwoman, che i pantaloni di Catwoman, le cose. C'ha una voce che sicuramente non è da tredicenne, almeno per quanto Sì, la riguarda voce è i molto, capelli. molto potente. Che ti devo dire? Mi scanto. Mi Skyfall proprio. Brava, brava perché, vabbè, l'età giovanissima, però ha padronanza anche del palco, perché vedevo che si muoveva, quindi cerca di riempire il palco, brava. E puoi crescere ancora tanto, quindi... Oddio, ancora qualche piccola difficoltà col tacco così alto? Sì, ce l'ha, sì, sinceramente. La prossima volta viene con le scarpe da ginnastica, ti muovi meglio, ascolta. Ok? E visto che sei così giovane, ti diamo un consiglio, perché oltre ad essere brava sei anche una bella ragazza, sorridi di più, perché ti può aiutare tantissimo. Sì, infatti magari se ci rivedremo la prossima volta, non si sa se passerà alla fase successiva, magari un pezzo un po' più divertente, insomma, tocchiamo altre sfumature eventualmente. Sì, sì. Comunque complimenti. Brava. Grazie. Brava. Oh, questa sera siamo nei guai, giuria, eh? Siamo nei guai questa sera, eh? Ritorna a trovarci sul palco di Hospital Show, la seconda arrivata alla prima edizione appunto di Hospital Show. Signori, sul palco questa sera Elisa Modica. Ti ho visto, Elisa. Forse? Eccola qua, Elisa Modica. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera anche al maestro. Buonasera.
Ciao, scusa, ma c'era Kirko che mi disturbava. Quindi chi mi disturbava? Chi? Cioè, ma ti sembra il momento? Cioè, abbiamo un ospite. Se volete io vado via. No, stai Elisa, stai. E allora Elisa, tu hai vinto, sei arrivata al secondo posto. Alla finalissima, sì. Alla finalissima di Hospital Show. Sì. Quindi era giusto tornare averti come testimonial, averti come ospite. Mi puoi presentare anche il maestro? Questa sera sarò accompagnata dal maestro Giacomo Consolo. Applauso. Dirige l'orchestra, sembra bellissimo. Giacomo Consolo. E allora cosa ci fai sentire, Elisa? Questa sera vi faccio sentire My Way, la versione di Lara Fabian però. Ah, ok. Bene. Una cosa leggera, proprio così. Okay. Una robetta così. Va bene, quando siete pronti. So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, which uncertain I live like that fool. I travel in every highway and more, much more than this. I didn't buy away regrets. I had a few, but then again, to feel to passion, I did what I had to do, and so it's true, without suspicion, I played each card and course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I didn't buy away. Yesterday was the time I sure you knew when I before more than I could chew. But through it all was about to go. Oh, hang it all, spin it all, I face it all, and I stood tall and did it my way. I loved, I love and cried. I am my feel, I shall lose it. And now, as they subside, I find it all so amusing to think I think of that. And when I say no in a skyway and more, much more than this, I
my way. Grazie. La classe e l'eleganza inconfondibile di Elisa Modica. Brava. Oh, sei arrivata seconda l'anno scorso in finale, ci sarà un motivo, eh? Maurizio? Sì, è stato anche per pochi voti. Pochissimi, quindi... ricordo è stata la finale all'ultimo voto. Però basta un voto e cambia la classifica. Se l'anno scorso avessi preso la mia medicina arrivavi prima. Comunque devo provarla, le sarde Non col te lo miele. consiglio, Elisa, non te lo e consiglio. con una spruzzatina di limone, Limone, guarda. No, ma c'è anche bomba. l'ingrediente segreto. Sarebbe? Se è segreto, ora tu. Ma Cioè Murillo, no? Comunque Elisa, Di chi mi vado a complimenti, fidare? complimenti anche per il maestro. Sì. Cioè, l'hai tira- vabbè, grazie. Tanta roba lui, lo so. Ah, no, Tu, io. tu sei dottore, non sei Scusa, maestro. Il scusa, maestro hai è un ragione. altro. L'hai tirata Ogni al tanto mi lucido. chiamano maestro. Tirata al dottore. lucido. Va bene, Perché va bene. insegno dottorato alle elementari. Bello sto ciuffo. Il tirabaci. Tirami su questo. Tira bacio. Hai avuto qualche bacio? 2 però, mica uno. Assolutamente, assolutamente. Va bene Elisa, invece parlando di te, esperienze... Dici pure. Che c'entra? Parlo con Elisa. Ah, Elisa. Raccontaci scusa. di quello che stai preparando, se stai lavorando in alcuni progetti. Se stai facendo anche tu la pasta con i tinirumi. Cioè. So che hai una Sì, band. hai una io band. lavoro con la musica per l'appunto, faccio diversi concerti anche col maestro Consolo e niente, stiamo un attimino vedendo di lavorare su qualche inedito, non ci fermiamo mai. E questo mi sembra un la passo, musica è vita. un passo dovuto. Poi attraverso anche Alpa 1 dobbiamo realizzare il famoso videoclip perché Sì. sei arrivata seconda, quindi in bocca al lupo, e speriamo invece che riesci a farlo con un tuo inedito. Potrebbe essere anche il momento giusto per lanciare il brano attraverso un video. Grazie per Grazie a essere voi. stata qui, speriamo di averti ancora altre volte. I prossimi concorrenti si devono accogliere. Ok? Perché? Perché? Oh, non lo so, mi è venuto così. Comunque, accogliamo i prossimi concorrenti. Sono tanti, sono tanti. Bravi, vai. E sono pure stranieri. Prego, prego. Sono tanti stranieri. Allora, siccome erano smicrofonati, aiutiamo. Cominciamo la prima domanda. Cominciamo in ordine. Facciamo un ordine stavolta, così, Sì. dato che sono di una nazione che sono rigorosi, precisi. E allora comincia tu, Ciao, Rosaria. buonasera, come ti chiami? Giulia Chimenti. No, se facciamo il nome di tutti. Infatti no, infatti Poi, c'è ecco, una... Io volevo un- sapere un invece- quindi esponente. si chiamano tutti Chimenti. Chimenti, Tutti, ok. tutti Giulia Chimenti, ok. Volevo sapere se è vero che sabato piove. Arrivo. Sabato piove? No. Ah no, mi pareva che i cinesi, sai, Siccome si sono... Bene, fate un'altra domanda. Siamo io... sicuri che sono cinesi o giapponesi? Ecco, cinesi o giapponesi? Infatti. Giapponesi. si vede. Sì, anche perché scusate. Chimenti è un cognome E giapponese. allora sabato piove, te lo dico io. Allora sabato E piove. l'ombrellino serve Lo per so, susciare. avete altre domande? Il No, sushi. siamo ansiosi di vedere vedere. l'esibizione. Vediamo. Ok. Sono troppi. Aspetta, cosa fa? Può essere che cantano, glielo chiediamo. Ma che fa? Cantate? Dov'è? Avvicina il microfono. No, balliamo. Ah, ballano. Ballano, Quindi ok. possiamo Possiamo cominciare. andare. Ok. E allora, signore, una domanda la posso Come fare si io? chiamano come gruppo? Ecco, Questo grazie. sì. Ok, allora, a qualcuno che non ha risposto? Ecco lei. Ah no, c'è una che fa il compleanno. Addirittura. Martina, mi pare. Vero è? Allora facciamo rispondere auguri, a Martina. Martina. Martina, auguri! Auguri, Non te la auguri. cantiamo la canzoncina perché in giapponese non la sappiamo. Come ti chiami? Aranzanza, guli No, guli fa guli così. guli. Tanti sushi a te. Bene. Vabbè, Martina, come vi chiamate come gruppo? Geisha. Gruppo Geisha. Gruppo Geisha. Ok. E io Nescia. Qui usciamo. Ciao. In bocca al lupo a tutte.
complimenti. Brave, bravissime. Beh, devo dire che non è facile perché andare in sincro così in tante, quindi tutti nello stesso tempo, non è semplice in questo spazio, quindi complimenti. Bellissima coreografia. Allora, bella la coreografia, belli i costumi, bella anche l'idea bella anche l'idea, mi è piaciuto anche il brano che avete ballato. Io mi aspettavo una musica diversa, sinceramente, no? Sì, però devo dire che a differenza, perché ormai lo sappiamo tutti, diciamo in Italia la fa da padrona la musica latinoamericana, però ho sentito meno il passaggio dal brano iniziale giapponese a questo. Devo dire che è stato azzeccato anche la miscelazione del brano, quindi questo mi è piaciuto veramente tanto. Ma sicuramente merito al vostro Comunque io maestro. dall'accento l'avevo capito che non erano giapponesi. Sì, ma avevi detto cinesi però, Cinesi, In realtà da dove venite? In realtà a uno che non ha ancora... Eccola lei! Alcamo e Calatafimi. Alcamo e Calatafimi. Ah, neanche da cinesi. No. No. Quanti sono di Calatafimi per alzata di mano? Lei. Però ha detto prima io faccio un applauso, salutiamo quelli di Calatafimi. L'unica calatafimese. Però, come si dice calatafimese? Però ha richiamato di Calatafimi, come si dice? Calatafimari, ok? Calonico fumato settome. Però il senso di patriottismo è stato di Alcamo e Calatafimi. C'è. Calatafimi c'è. E non lo sapevo che era l'unica. No, tu sei messo d'accordo. E allora facciamo quanti di voi sono di Alcamo? Vabbè. Allora sei proprio... Quando uno dice la fortuna. Avete qualche domanda da fare? Sì, vorrei fare... Vabbè, a parte il fatto che, come diceva la nostra amica, siete state molto a tempo, in sincro, ed è stata una cosa bellissima da vedere. Ma vorrei sapere l'età, su per giù da... Sì, la Facciamo per alzata di mano o lo chiedo a tutti? No. L'età media, dai. L'età media. Partiamo da quella centrale. Media, qualcuna che ancora non ha parlato. Eccola lei, l'età media. Ora Vanzetto chi da 108 anni. No. Dipende perché c'è... No, dipende tu quanti anni hai. Dipende quanti anni hai. Stava dicendo Dipende. bene. Domani, fai il compleanno domani? No. Allora Martina sa che ha... un'età. 12 anni. 12 anni. Tu hai 12 anni? Ah no Martina, tu. Martina. Pure Martina, 12 anni signori. 12 anni. E succhioti mia. Però scusami, ma vedo una piccolina, non so se No, mi tu sbaglio. non hai 12 anni. Non so se mi sbaglio, forse... Chi è? Aspetta. La ragazza qui... Dietro. Luigio, svegliati. Gira la testa, tu. Mi sembra la più piccolina, lei, forse. Lei? Forse. A centro. Ah, ok, qua. Lei? Sì, anche. È la più piccola. Ok, ragazzi, io non è che ho i monitor che mi dicono dove sono. Io No, qua, la capisco. bussola ho bisogno. Collega, capisco. Ciao, come ti chiami? Francesca. anni. Quanti anni hai? 12 anch'io. 12. Allora facciamo così, per Hanno alzata di 12 mano, anni, 12 anni. Chi ha 12 anni? Tutte. Allora Tutte, tranne lei che è di Calatafimi. Incredibile, di Calatafimi. Quanti anni avete a Calatafimi? 14, Calata, capito? Perché se non hanno 12 anni non li prendono da... Cioè Luigi voleva fare parte di questa crew e non può far parte, cioè, capito? Niente, hai superato i 12 anni. Mi gira la testa proprio in giapponese. Brave. Va bene, Brave, complimenti. Quindi signore e signori, un applauso grande, anche perché ora i concorrenti cominciano ad essere stanchi dalla tensione, dall'emozione. Quindi un applauso di incoraggiamento al prossimo concorrente! Buonasera a tutti. Buonasera. Mi chiamo Crocettangelo, vengo da Salemi. Hai visto che Crocetta c'entrava questa sera? Però. Ma ditelo che c'è un giro, L'avevo detto. Ma, scusami, Crocetta è il nome? Sì. E Angelo è il cognome? Io infatti E tutti si aspettavano un uomo, è un uomo. Allora, Crocetta. Ditemi. Crocetta, scusa, viene da crocifissa. Sì, Ah, però ecco, il mio nome è Crocetta. Mia nonna era crocefissa. Ok. Santa donna. Allora, Mio padre si è modernizzato un pochino. Ha evitato. una cosa, Crocetta, Sì. stasera cosa farai?
Canto. Ok, cosa ci fa ascoltare? Vi faccio ascoltare Raso di Mina. Ok, bravo. Grazie. A cos'è? A simpatia. Bravo. A simpatia. A simpatia. Sei pronta? Prontissima. Vai. Amore mio, è già da tempo che ti amo così, lontano dai tuoi occhi e dal tuo cuore, senza avvisarti mai. Io so chi sei, che nome hai, è questo che mi basta e non vorrei sfiorare l'equilibrio dei pensieri e preferisco amarti senza un vero modo, perché so che ci sei, anche se non ci vediamo. Facciamo che tutto sia un sentimento di raso, e quando ti attacchi tu scivoli via, così senza aggrapparsi alla ringhiera di una effimera follia. Tu sei così, frammento mio di quotidianità, che puntualmente vivi la mia vita, che al primo freddo mi riscaldi l'aria intorno, la notte fredda sarà sotto un parato di stelle, la luna imbiancherà dolce che rigano il viso, le raccoglierai lucide chiare, un mare senza onde tanto grande, navigando senza avere
Scusa, Crocetta, come mai hai scelto questo brano? Perché sono un'estimatrice di Mina, mi piace tanto. Comunque è un brano molto difficile. Sì, Lasciando io- stare che Mina giustamente ha un suo registro, eccetera, eccetera. Però hai scelto proprio un brano poco conosciuto, almeno penso, e che non è nelle corde di tutti. Io non lo conoscevo, ad esempio, l'ho conosciuto grazie a te questo brano e mi è piaciuto, c'è quella tristezza e quella malinconia che solitamente c'è nei brani di Mina. È un brano che non conoscono tutti, ma che comunque appena è sentito, diciamo, la prima volta già subito ti prende. Perché secondo me è molto bello. Sì, devo dire anche che per certi versi ti sei avvicinata e si vede che comunque è un artista che ami e quindi ci sei stata anche molto vicina. Ma io Grazie. volevo farti anche un'altra domanda. Cosa fai nella vita? Tante cose. Una, dinne una. Tutto in nero. No. Di solo quello Tutto in regola. a giorno, altro Ok. che nero. Di cosa sono, ti occupi? Sono imprenditrice, sono proprietaria di 2 supermercati, Ah. sono mamma, sono cantante, sono attrice, faccio di tutto. Belle cose, non ti annoi sicuramente. Quindi già io gli farei il contratto per il prossimo video dei Calandra e Calandra. Sì, ma A disposizione. volevo sapere, ma un posto per me al supermercato c'è? Dai. Sempre, quando Uno vuoi. così in diretta, Vai con solo. le, vai con le Dove? condizioni, Dove? dai, Per vai. la cassa o in altro? Perché? Magazziniere, a me Vai piace con le corruzioni, I vai, magazzinieri vai. solitamente sono quelli che... che si imboscano. Scusa Maurizio, hai già dato il voto? Gli piace portare il muletto. Hai già dato il voto? Aspetta, mi ha detto sì? Sì. Vabbè. Allora il voto Lo cerchiamo. cambia. Allora il voto cambia. Va bene. Brava. Beh, Crocetta, lievita. complimenti, però Grazie. anche a te consiglio, visto l'abbigliamento, no? Tutto a colori, anche tu sei molto solare, mi aspettavo anch'io. Molto carretto siciliano. Sì, no, mi aspettavo un brano un po' più. Tipo Rosa Balestere. Mi voto e mi ma rivoto. anche. No. Anche, nel senso un po' più popolare. Questo aiuta sicuramente nella fase commerciale, no? Cioè, Comunque nel senso, mi sta, facciamo venendo, TV. mi sta venendo in mente tipo Crocetta al supermercato. Pigliami per siatetta. Bravissima, brava. Cioè io vorrei vederti lavorare pure all'opera. Brava. Bravissima. Brava. Grazie. Io la presento, prego, accomodati. E ti lascio il pasto a questi qua. Buonasera a tutti. Guardali. È tutta vostra, ciao. Ciao. Buonasera, Ciao. Buonasera, Nome? ciao. Nome? mi chiamo Liberia Pagano e Liberia? vengo da Alcamo. Ecco, Ok. diciamolo, da Alcamo, bravo. Ho visto che ho sentito più che visto che Liberia è un nome comune ad Alcamo. Sì, Ce c'è. ne sono- ce ne Sì, quelle sacco di- 4-5 persone. No, dai, No. boh, Sì, sì, non lo sì, so. sì, sì. Liberia io non lo sentivo mai, tranne quando sto in queste zone ad Alcamo. Liberia. Boh, no. Liberia, cosa fai nella vita? Faccio la parrucchiera. Liberia professionista. Ciao ragazzi, io esco. Ma stasera cosa farai? Stasera canto una canzone di Giorgia, Il mio giorno migliore. Oh, dai. E ci vuole. Stasera è un Ci giorno. vuole, un giorno potrebbe migliore essere- ci vuole per tutti. Potrebbe essere oggi. Il tuo Speriamo. giorno migliore. Va bene, dai, Liberia. In bocca al lupo. Viaggerò fino al mare passando dal sole, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci, vengo a prenderti. Quanto basta ad un cuore per dirsi felice di vivere, tu sorridimi, dammi 24 ore, ti vengo a cercare tra Venere e le lucciole, il mio giorno migliore, migliore, migliore. Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare, dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima, dimmi cos'è, è il mio giorno migliore, 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 yeah. Viaggerò senza sosta qui nella mia stanza e tu ci verrai, vengo a prenderti.
Quanto costa la guerra se non c'è speranza di vincerla? Devi arrenderti. A me basta trovarti stanotte ai confini dell'essere o non essere. Dammi un attimo e arrivo, mi vesto di scuro, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima, questa voce che mi parla di te. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima. Dimmi cos'è, è il mio giorno migliore, 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 migliore. È il mio giorno migliore, 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 migliore. Addirittura dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima. Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima. Dimmi cos'è, è il mio giorno migliore, questo è un giorno migliore. Yes! Hai capito? Grazie. Che sound, hai capito? Giro? Fai questa pirouette, uè. Giro? Eccola. Ecco, oh, finalmente un po' di allegria, no? Ci stava. Bravissima, ci hai Grazie. fatto ballare. Mi sono divertita anch'io. Ti sei liberata. Ma penso, Diciamo, Ho aspettato Troppo fino alla grande, fine. questo studio è Eh sì. grandissimo. il fatto che ti sei esibita per ultima e comunque sei riuscita a scaricare un po' anche l'adrenalina. Ricordiamo sempre che non è facile salire su un palco. Puoi No, andare guarda, anche pure in TV. io qua mi stavo stirrubando. io ho visto. Cioè, salire sul palco è una complicazione. Poi ero lì che gli non dovevo non fare. in quel senso, non in quel senso. Salire sul palco. E ditelo prima, mettete la lamparina, ci vuole un segnale, perché poi io vado. Il segnale lo diamo noi, chiedendo intanto all'assistente se può venire a ritirare i Il voti, consulto, il così, consulto. così acceleriamo anche i tempi. Cioè, capito, oggi non mi avete fatto votare a me. E ce l'avevo cottia io. Ce l'hai con me, ma ti sei divertito un sacco, è stato brevissimo. Un applauso a Luigi. Sì, bravo. Come inizio non c'è male. Vincenzo, che questa No, sera- questa sera le barelle No, non sono Vincenzo non servite. c'è, Vincenzo Cioè, non c'è. eccolo qua È che andato in arriva. infermeria. È andato in Vincenzo infermeria. viene con le Signori. barelle. Sergio, secondo me Sergio. Mister Barella! Sergio. Una Eccolo serata- qua. No, perché praticamente cosa succede? Che adesso, insomma, era l'ultimo Sì. numero, quindi cosa si farà? Una Il frettura. conteggio dei punteggi. Una frettura. Ora, dopo il conteggio dei punteggi, cioè, se vuoi posso raccontare ancora una barzelletta. Una frettura, no? Poi sì, posso? sì, no. sì, racconta. Comunque, vi comunico che adesso che succede? Signore e signori, adesso Lupetto e Gianluca! Ah, non ti farà male che ci serve. Io ho sempre questa mania del presentatore, scusate. Sì, io volevo continuare lo show, non so se abbiamo finito, ma io volevo continuare perché mi stavo divertendo, credo che ci siamo In divertiti realtà tutti quanti, no? Ci stavi disturbando, Sì, cioè... noi pensavamo già di andare a No, casa. No, io voglio stare qua perché è veramente una cosa bellissima. Poi stare qua a vedervi tutti quanti, la giuria. Quindi, signori, se mi permettete, io voglio andare avanti con lo show e vi garantisco che questo spettacolo, signori, non lo fermerà nessuno, ve lo garantisco. Se proprio insisti. sì.
Ferma tutte cose, sacca tutte No, cose. attenzione, non sta Sacca i saloni. Buonasera, Sacca tutte. buonasera. Sacca No, tutte. no, ascolta, Giacomo, per favore, dai. Mi piglia un parole. No, sacca no, tutte. non stacchiamo niente. Intanto stiamo calmi. No, io sono calmissimo, buonasera, lei chi è? Stiamo calmi perché sono un dirigente dei piani altissimi della SIAE e mi occupo di verificare se tutto è in regola. Ma qua è tutto in regola, qua i Calandra e Calandra, gli Tutto in ospiti, regola? tutto, hanno Giuria. messo tutto in regola, palco, luci, tutto quanto. E il sussurro ti pare in regola? Vabbè, ma si è sudato un pochettino, ci siamo divertiti, abbiamo ballato, ma si suda e quindi... Tu puoi fare una catastrofe. Ma quale catastrofe con un po' di sudore? Ma che... Metti caso che tu stai presentando lo spettacolo, giusto? Buonasera. Sì. E che fa così? E te poi tu sghetteo. Cosa? O sgrillamento. No, allora... Messaggio. No, allora, semmai lo schizzo e comunque giudici vi garantisco che io non faccio così, ok? No. Se sento un padrino della chiesa a battere chi sa. Ma quale ma non è vero. Metti caso che fai così. E poi sta cantando. La cantante dice, io. No, ma e c'è una testa da maestro. Il maestro dice, mica, mia mano e che tu sputacchi di re, che tu sputacchi. Sputano tutti, sputo pure io. Ma no, ma che viene qua a sputare? Ma no, innanzitutto... Sputa in testa una a pallonetto, ma non si è bagnato. E perché? Aveva ricchiappa d'acqua. No, allora non si permette, assolutamente. Ci posso fare. No. Cominciano a montare tutto, a montare. E se mi scaname come io. Qui? È venuto qua a vedere lo spettacolo. Hospital show. E chi è? Mimmo detto Squalo. Ma perché detto Squalo? Quando era Nico camminava che prende fuori. Ma no, ma mi scusi. Ma no, ma guardi, ma che amici porta? Show, ma sto scherzando. Ma no, ma non si cominciano fa. a montare a me, ma montacchi. E se mi scama cucina un nozzo. Pure qui. Viene a mangiare a scrocco qua. Cominciano a montare che tu uscite, che sbattate sotto poi e muore. Cupa che sto danno, dai. No, ma mi sembra un po' esagerato per un po' di sudore, ma che... Mi dispiace ragazzi, ma qua c'è una multa di almeno 1.352 euro. 1.350? Ma non capisco queste 2 euro in più. Non ce la ma accattare un paio di mutande a me muscolo. Ma no, ma che c'è? Ma cosa ci interessa? Allora, ascolti, gli amici sono suoi, qua non c'è da pagare niente, qua noi dobbiamo andare. Anzi, mi aiuti lei a trovare una soluzione perché non c'è, dobbiamo continuare. Dobbiamo andare avanti con la puntata. Assolutamente dobbiamo continuare, non ci possiamo fermare qua, assolutamente. Tu sei fortunato te sei molone. No, non si un pochino ma non si permette, non offenda comunque. Ora io posso provare a chiamare il mio capo. Assolutamente. Vediamo se mi dà una soluzione così noi andiamo avanti con lo spettacolo. Sono d'accordo con lei, lo chiami che ci parlo io perché abbiamo notato che lei con l'italiano... No, non ci va tanto d'accordo, ma non è un problema, non la giudichiamo. Io so parlare in italiano. Lei sa parlare... Allora mi raccomando, parli in italiano, ok? Ma con chi ti addizioni? Mettiti No, ma non esiste nemmeno nella... Allora... Per favore, ti cansei, per Ma favore. ti cansei non si dice, semmai ti sposti. Comunque, mi creda, ci parla lei, ma in italiano. Lei deve parlare solamente in italiano, va bene? Fu mettere un'angoscia che isso. Un'angoscia che... Ma signori, ma come parlo? Sentite angoscia, semmai si dice ansia. Ansia che ti saranno conferenza. Mettete che da Allora, ascolti, no, non mi faccia. No, non mi allavanco, io sto qua vicino a lei. Ci parli in italiano, va bene? Non ci sono problemi. In italiano. Guarda che non c'è poi, ecco. No! In italiano! Giusto, in italiano. Pronto? Labbra da suino. Ascolti, ma non fa... Allora, ascoltami bene. No, vedi. in italiano. Vedi che io mi sono arricchito qui ad Alcamo. Cosa? Mi sono arricchito qui ad Alcamo. Io sono arrivato. C'era pure io, sono Saffiani. No, quindi, no, ascolti. No, noi praticamente... Bravo, in italiano. Che c'entra sto discorso? Che cosa? In italiano. In italiano? Sempre in italiano. Combatto ancora con le incinaie squarate. Ma no, ma che cosa? No! No, signor, no. Ma in italiano? In italiano... Oh, il linguine arrossato! Tu pure? No, io no. Se ci metti a bepantelo. No, io non ci... Allora, ascolti, no, per favore. Un secondo. No, un secondo glielo dico io. Arrassa. Ma non mi arraso, ascolti. Ci parli lei, ma in Come? italiano. In italiano. Che c'è? No, io vengo da un paese... Cioè, mia nonna sta in un paesino che... Bravissimo. In italiano. In provincia di Palermo. Non sudi, in italiano. Mia nonna sta in un paesino in italiano? In italiano. Questo paese si chiama, non lo so, in provincia di Palermo. Ciseno si chiama. Ciseno. Cosa? Cimin. No, allora ascolti, forse lei non ha capito. Cimin è un paesino, lei lo può dire Cimin. Niente, praticamente... No, non confonda. Praticamente... In italiano. Ah, io non devo dire allora... Ah, mi stai offendendo? Ma no, ma come parla in effetti? Allora lo sai che fai? No, in italiano. In italiano io dico. Ma perché non vai ad espletare le tue funzioni organiche in un luogo con lampadine fulminate? Ma che sta dicendo? Ma cacosco, no! In italiano. Ho capito, però, no, l'ho capito. In italiano. Lei gliel'ha detto in italiano, però... Senti, noi Santi, ascolti bene. Senti, noi dobbiamo andare avanti. Esattamente. Quindi, gentilmente, dopo di questa... Bravissimo.
Agnello e salsa ed è finito il primo sacramento. Ma come parla? Agnello e sugo è finito partito. No, ma... Vabbè. Allora, ascolti, Noi, non si confonda. Bene. Dai, gli do la soluzione In così. italiano, bravo. Gli do la soluzione così andiamo avanti con lo. Non ti preoccupare, che è tutto sudato pure a In me. italiano. Vabbè, amo, tu vuoi texano In italiano! Si è portato la fettina del capocollo qua dietro, dai. Vabbè, ti saluto, vabbè. dai. A posto, Io veramente a posto, vi dai, chiedo ciao, scusa. ciao, ciao. A posto, ragazzi. Ah, grazie. Anche Abbiamo qua risolto. Stasera abbiamo trovato. Grazie. Abbiamo trovato una soluzione. Perfetto. Allora, mi dia la soluzione. Ci vuole che te 50 euro, 100 euro. 100 Io euro. credo di aver sentito, ma no, 100 euro che cosa? No, io qua non vengo a chiedere niente perché io non ho 100 euro. Non ho nulla, guardi, mi C'è creda. cattare i pannolini a me, fighiamo le Ma adesso è suo figlio, non è figlio mio. Allora, ascolti, io non ho niente, mi dia la soluzione che dobbiamo andare avanti. Non hai manco un euro? Non ho niente. Sei un defunto per mancanza di alimenti. Ma come che sei di... Se un muoio di fame. Ma come ti permetti? Te la farete. No, ma non mi deve dire niente. Allora, mi dia la Noi soluzione. andiamo avanti perché No, andiamo gli avanti, amici mi dia nostri- la soluzione Sì, prima. perché sei tutto sudato giustamente. C'è un po' di caldo. A posto. E qua. Ok, qua c'è la soluzione. Questa è la soluzione. Cioè, lei mi aveva chiesto 50 euro. Cosa dover fare? Io mi dovrei asciugare la faccia con la carta igienica? E questa faccia che volevi, fresh and clean. Così. Ma come ti permette? Signori Lupetto. Grazie. Facciamo un applauso anche a Gianluca Bonsignore. Grazie. Luigi. Grazie. Sì, sei Ma tu. volevo Sì. capire, cioè, è finita la puntata? Cioè, È finita la puntata, aspettiamo solo il responso della giuria per diciamo la classifica che decreterà il primo e il secondo posto che andranno in semifinale. E noi dobbiamo... Ce l'abbiamo già? No, ok. Siamo Siccome qua, ti vedevo arrivare con la carpetta, passo la linea alla Calandra. Calandra, lei è Calandra, sì. Alla Calandra. Ma è Calandra e lei. Quindi Calandra e Calandra. Un applauso intanto a Calandra e Calandra che hanno organizzato tutto questo, ci rendono partecipi, ci rendono anche protagonisti a questo punto. Quindi passo la parola a uno di voi, a Calandra o a Calandra? È pronta? Pronti. E allora ne approfitto mentre arriva la famosa carpetta per ringraziare tutto lo staff della Futura, a nome dei docenti Isabella Cruciata, Rita Mattolini, Valeria Riggi e le allieve che ci hanno truccato. Se questa sera sembriamo così belli, possiamo dire. Belli, ma soprattutto con le Io treccine. comunque non voglio rubare il posto a Rosario. Assolutamente, penso che è sia giusto che lo d'obbligo faccia lei. pronunciare ed annunciare il vincitore. Allora, ringraziamo le allieve Alessandra Lumetta, Vital Bacaleca, Denise Nizza, Alessio Pirrello. Alessia, bravo, meno male che ci sei tu. Emanuela Filippi, Alessia Quartararo e Sonia Messana. Ringraziamo anche GB Immagine di Girolamo Bongiovanni per le foto fatte in studio. Elisa Modica, il maestro Giacomo Consolo. Prego, sul palco, sì, sul Anche palco. tutti i partecipanti sono pregati di salire qui sul palco e restiamo in attesa del voto. Possiamo? Sì. Sì, ce l'abbiamo. È stato uno scambio equo. Uno scambio in diretta. E allora? Ok, sì, abbiamo già i risultati, ma prima volevo ringraziare tutto il pubblico che ci viene a trovare qui e che ci segue su Alpa 1 al canale 117. Un applauso collettivo per tutti e tutte. Io mi metto accanto a te. Accanto a te, ok, perfetto. Ci siamo? Sì, ricordiamo pure che siamo in onda anche su Caltanissetta e Sì. su Gela, quindi Telegela e TCS di Caltanissetta, quindi potranno vedere anche le puntate gli amici dell'altra latata della Sicilia. Si può dire latata, giusto? L'altra latata, proprio sì, in italiano. Certo, proprio si in può italiano. dire. Ormai si può dire Abbiamo salutato la giuria, l'hai fatto? No? La giuria? Lo faccio adesso? Sì, vabbè, lo facciamo, siamo tutti sul palco. Ok. C'è Gerardo, Grazie a Gerardo. Rossella. Lupetto. Grazie a voi. Grazie a Peppe, grazie a Maurizio, Prego. grazie speciale a Luigi. Luigi che condurrà al posto di Rosaria. Mi Perché... raccomando, Comunque abbiamo qui i risultati.
E già si vede, già da dietro tutti con il collo lungo a leggere. Non si guarda, Allora, al secondo posto abbiamo Vincenzo Anselmo. Vincenzo, bravo. Ti puoi anche accomodare al centro. E tutti insieme. Al primo posto della terza puntata di Hospital Show c'è Mauro Michela. Brava! Passo avanti. Un applauso a Michela. Vai avanti anche tu. Quindi vanno di diritto in semifinale. In semifinale. Complimenti ancora. No, Lupetto, stai tranquillo. No, ti volevo mettere qua in mezzo così ti vedono anche da... Mi vuoi dire che sono basso? No, così ti metti in mezzo tra i due vincitori. Ci mancherebbe, lo spazio è tutto loro, quindi grazie ancora, Grazie buonanotte. ancora a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Seguiteci sempre sulla pagina ufficiale Hospital Show e Alba 1. Ciao! Grazie Rosaria, sei stata una compagna splendida di viaggio, ti auguriamo tante cose belle. Buonanotte a tutti. Grazie a voi, ciao! Thank you.